bistrò di Via Piave a Mestre. E questa sera abbiamo il piacere di ospitare Paolo Giovannetti, scrittore, traduttore, soprattutto diciamo traduttore. Questa sera lo presentiamo in veste di traduttore, poiché ci presenterà il romanzo Il racconto del cantastorie, che lui ha tradotto per la prima volta dall'inglese all'italiano. Quindi siamo proprio in anteprima nazionale questa sera, vero Paolo? Direi mondiale addirittura. Esatto, perché è il primo libro tradotto in italiano di Omair Ahmad, questo scrittore indiano che dopo Paolo ci racconterà come ha fatto a incrociare, incontrare e decidere anche di tradurre. Ringrazio Filippo Caburlotto, qui alla destra di Paolo, che ha dato la sua disponibilità per moderare l'incontro. Filippo, anche lui un vecchio amico del festival, filologo, scrittore, e sicuramente con la sua competenza potrà accompagnare Paolo nella descrizione del suo lavoro su questa traduzione. Ringrazio il pubblico presente in sala e ringrazio il pubblico che ci segue online nel gruppo Facebook di Mestre Mia, di cui abbiamo qui in rappresentanza Chico Brunello per le riprese. Grazie Chico di essere con noi anche questa sera e grazie a Mestre Mia di voler collaborare con questo festival. Ringrazio infine l'associazione sportiva Judo Kwai che mi fornisce alcune attrezzature che mi consentono di presentare e di realizzare effettivamente questo festival. Finita la parte di ringraziamenti, auguro a tutti un buon ascolto e passo la parola a Filippo. Buonasera a tutti, ringrazio Silvia, chiedo già scusa per la mia voce, ma non ho voluto mancare, sebbene raffreddato in un modo allucinante. È sempre bello tornare al Grand Central Literary Festival. Ho avuto il piacere di venire più volte come autore, come presentatore, come critico, come studioso, ed è un piacere inaugurare una sessione del Grand Central, inaugurare con un libro che comunque crea molti spunti che poi verranno sviluppati anche da altri testi a seguire e quant'altro. Sostanzialmente so benissimo che il mio ruolo è quello di cercare di parlare il meno possibile per imbeccare il più possibile Paolo, magari anche provocarlo un pochettino, punzecchiarlo un pochettino per vedere dove si va a parare, ma due parole volevo spendere sul il racconto del cantastorie. Come si diceva prima, la prima presentazione intergalattica, per la prima italiana, l'anteprima italiana, e un libro estremamente particolare, un libro che si inserisce in un contesto florido, conosciuto, studiato della produzione postcoloniale in lingua inglese, ma che aggiunge tutta una serie di sfumature che derivano da connotazioni estremamente particolari. Non mi dilungo tantissimo su una prima lettura, dopo andrò a dare altre sfumature strada facendo, perché voglio più che altro coinvolgere Paolo. Ma prima di tutto direi: Paolo, chi è l'autore? E dici qualcosa, una breve sinossi? Sì, intanto ringrazio tutti i partecipanti a cui do il benvenuto a questa serata. Diciamo che prima della sinossi parlerei un attimo dell'autore, perché è un autore indiana, di origine indiano, e vive a Nuova Delhi ed è uno scrittore di religione musulmana. Poi vedremo anche, approfondiremo un po' anche qualche dato sull'India che può interessare un po' gli ascoltatori, no? E è nato in una città dell'Uttar Pradesh, che è uno dei 27 stati dell'India, che è una repubblica federale, e una città che si chiama Aligarh ed non è molto distante da Nuova Delhi. E quindi parliamo dell'India del Nord. Ha studiato soprattutto all'università indiana, ma anche internazionali, università internazionali, fra cui abbiamo anche la Syracuse University di New York, dove ha conseguito una laurea come specialista di internazionale, di esperto di cose internazionali. Ha lavorato come analista
reporter e consigliere politico a Nuova Delhi, Londra e anche Washington, quindi conosce molto bene, diciamo, anche la cultura occidentale oltre a quella indiana. Attualmente si occupa di temi ecologici perché scrive per un sito, si chiama The Third Pole, quindi il terzo polo, che segue i cambiamenti climatici della catena dell'Himalaya e delle sue conseguenze sul territorio. Quindi è molto impegnato su questo fronte, oltre a essere uno scrittore. Ha pubblicato diversi libri, questo è il secondo romanzo, che è un romanzo breve o novella, e l'ha pubblicato nel 2008, il racconto del cantastorie, che in originale si chiama The Storyteller Tale. Quindi ha pubblicato questo libro nel 2008, poi ha pubblicato Jimmy the Terrorist nel 2010, vincitore del Vodafone Crossword Book Award, e poi un libro di viaggio che un po', diciamo, rispecchia la sua passione, diciamo, per la zona montuosa vicina all'Himalaya, quindi del Bhutan, un viaggio che lui descrive nel Bhutan. Infine l'ultimo libretto, che è un libro di racconti un po', diciamo, fuori dal comune, si chiama Tall Tales by a Small Dog, quindi racconti alti fatti da un cane piccolo, tradotto proprio letteralmente in italiano, nel 2023. Comunque ci concentriamo su questo libro che ha pubblicato nel 2008. Parliamo un po' di traduzione, forse, no? Cosa dici? Guarda, se vuoi dare al pubblico intanto una traccia di sinossi del libro, in modo tale da cominciare a farli entrare nel libro. Poi, come abbiamo avuto modo di discutere la traduzione, è una delle cose sulle quali vertirà di sicuro una mia domanda. Non a tradimento. Ne ero certo. Allora, il libro ha una cornice narrativa, un po' come le novelle, diciamo, anche potrebbe essere anche il Decameron oppure i racconti di Canterbury, no? Che sono dei classici di questo tipo, cioè una cornice narrativa dentro la quale si sviluppano i racconti. Da chi sono raccontati? Naturalmente da questo cantastorie, che è il protagonista principale, e anche da un'altra persona che lui incontrerà durante un suo viaggio e, diciamo, pure fuga da un evento tragico, che è la distruzione della città di Nuova Delhi. Quindi già nella prefazione lo scrittore definisce un po' quali sono i temi di questi racconti, ma se noi andiamo a vedere proprio il sommario abbiamo un prologo in cui l'autore definisce che cosa, diciamo, sperimenta tragicamente il cantastorie, che è appunto la distruzione della sua città di Delhi. Delhi, vi ricordo che è un luogo, è un territorio sul quale si innesta poi la capitale, che attualmente è Nuova Delhi, ma a quell'epoca si chiamava ancora Janabad, che è la capitale storica e antica di quel territorio. Quindi il cantastorie, che è poi un poeta, soprattutto, quindi un poeta narratore, fugge da questa città che è stata distrutta da un'invasione di afghani provenienti appunto dalla zona iranica, e sono, più che altro li definisce come predoni poi anche in seguito, no? E lui che cosa fa? Lui cerca di prendere le sue poche cose, perché la sua casa, per cui piccola, non era una grande casa, dice una piccola casa, viene completamente distrutta. Quindi lui vaga per il territorio e fino a che arriva, diciamo, in una radura e trova una dimora principesca. Questa dimora è un Haveli, che diciamo che fra le dimore indiane è una specie di grande villa, diciamo, fortificata, un palazzo, diciamo pure, signorile, che è proprietà di un personaggio di un certo livello, diciamo, culturale, ma anche sociale soprattutto. Quindi praticamente viene
ospitato dalla padrona di casa, che è la moglie di un Mirza. Il Mirza è un signore, è un titolo onorifico che viene dato, vuol dire, diciamo letteralmente, vuol dire figlio del principe. Non è che sia un principe, ma si capisce che è una persona di una certa levatura sociale. Questo Mirza quindi ha una moglie che attualmente è diciamo la padrona di casa di questo Aveli, e che vede questo viandante peregrinare e avvicinarsi alla sua dimora e lo invita a fermarsi. Lo stesso cantastorie viene attirato un po' dal fascino di questa signora, che è una signora, diciamo, lui definisce una signora particolarmente bella, dai lineamenti, già da lontano capisce che è una persona di una certa diciamo finezza anche dal punto di vista, insomma, non solo estetico, fisico, ma difatti si rivelerà poi una signora che è capace anche di raccontare storie, oltre che quindi rispondere alle storie che racconta il narratore. E arriviamo al primo racconto. Il primo racconto è il racconto che fa il cantastorie, e lo fa perché viene invitato a dire, cioè in cambio dell'ospitalità, la signora che poi diciamo letteralmente si chiama Begum, che è una figura appunto moglie del Mirza, io l'ho tradotto come signore in tutto il testo, signora con la S maiuscola però, e lo invita a raccontare questa storia, ed è una storia, diciamo, particolarmente toccante, in cui anche qui c'è una protagonista, diciamo, femminile, ed è la storia praticamente di una donna di un villaggio qualsiasi, in cui questa donna diciamo che sta aspettando un bambino. Questo bambino non si sa di chi sia, quindi il padre è sconosciuto, ed è sicuramente una cosa che non viene accettata favorevolmente nell'ambito del villaggio, e questa donna viene subito messa da parte, viene accusata e viene costretta a fuggire, e quando nascerà appunto il bambino non viene riconosciuto, ma anzi ci sono delle minacce anche di morte, per cui la signora, la donna, la mamma fugge e va dove? In mezzo alla foresta. In mezzo alla foresta deve praticamente fare tutto da sola, e quindi riuscire ad allevare suo figlio, che è ancora un bambino, e in più che cosa trova? Trova una cucciolata di lupi che era stata attaccata probabilmente da una tigre, ed c'è un sopravvissuto, un unico cucciolo sopravvissuto. Pensa che sia giusto adottarlo, quindi fa un gesto, diciamo, di pietà, ma anche di altruismo, adottando questo cucciolo, e quindi lei avrà praticamente due cuccioli, un cucciolo d'uomo e un cucciolo di lupo. Allevandoli insieme, diciamo, diventano amici questi due, sia la persona, il bambino, e sia l'animale, e quindi c'è anche un rapporto di fiducia fra di loro. Adesso io non voglio raccontare come va a finire, perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Lasciagli anche qualcosa da certo, leggere. Esatto. E comunque questo è il primo racconto. La signora viene colpita soprattutto da quello che sono i valori e anche i temi di questo racconto, che sono appunto la fiducia, il coraggio di questa donna che riesce a sopravvivere, a far vivere da sola e allevare sia un bambino che un cucciolo di lupo, e quindi sono temi particolarmente che colpiscono la signora. La signora vuole rispondere a questo con una sua storia, con altri protagonisti. Chi sono i protagonisti? Sono due fratelli, ma sono due fratelli, diciamo, amici più che fratelli, perché la storia narra in breve che c'è un re, ma diciamo che è un emiro, diciamo emiro, no? Che vive nella zona di Rock Island, che praticamente è una regione sempre dell'India del Nord, e questo emiro ha un figlio, nasce un figlio, quindi c'è anche qui la presenza di una nascita.
nasce un figlio e in questa occasione muore la mamma, quindi muore la madre del figlio. E questo figlio quindi rimarrebbe solo con il padre. Lui dice che non vuole che rimanga solo con lui, ma vuole dargli una madre. Quindi si trova di fronte a un evento concomitante, cioè la nascita di un altro figlio, però di un taglialegna, quindi di uno stato sociale molto diverso dall'Emiro, che fa parte comunque del suo territorio che lui governava. E questo altro figlio, sempre un altro figlio maschio, lui ritiene che possano convivere insieme e quindi vengono anche qui cresciuti insieme. E quindi chiede ai genitori di questo taglialegna di crescere insieme al loro figlio anche il suo figlio, no? Che si chiama Aresh. Aresh è il nome del figlio dell'Emiro, mentre viene dato il nome Barab, che è il secondo fratello amico, che è il figlio del taglialegna. Questi due fratelli diventano amici per la pelle, quindi vivono insieme, hanno tutte le esperienze insieme, però sono molto diversi come carattere, perché Aresh ha un carattere diciamo più riflessivo e anche portato poi a fare una carriera diciamo intellettuale, mentre Barab no solo perché è figlio di taglialegna, ma lui diciamo che è più portato per mestieri diciamo in cui si coinvolge la fisicità, insomma, quindi lui e poi c'era la tradizione che il fratello, uno dei due fratelli dovesse prendere la carriera militare, quindi l'Emiro dice no, tu sei Barab, che poi ha dato il nome, significa pilastro, ha voluto dare questo nome pilastro che dice tutta anche sull'aspetto fisico che aveva questo Barab. Tu sei forte, sei coraggioso, farai una carriera militare, e quindi lo addestra per fare carriera militare, mentre Aresh, che è il bello tra virgolette fra i due fratelli, no? E anche quello che è più portato alla cultura, viene mandato presso un magistrato nella capitale di quel regno. Quindi c'è una separazione fra i due fratelli. Fra i due fratelli poi dicono che si dovranno incontrare dopo un certo periodo di tempo, no? Perché hanno queste due esperienze diverse fatte in due luoghi molto diversi. Barab comincia a essere addestrato alla vita militare e anche, poi diventerà anche un capitano, quindi governerà anche un certo numero di uomini, di guardie di questo Emiro. E teniamo presente che in quel periodo c'erano scaramucce e guerre continue, quindi invasioni di predoni su questo territorio, che poi rispecchia un po' la realtà, no? Quando l'India era governata dai Moghul, che era diciamo un impero che veniva poi dalla Persia e quindi dall'ovest, no? per poi diffondersi in tutta l'India e anche la Cina, e in quel momento diciamo, c'erano delle incursioni molto pericolose dal punto di vista proprio militare. Per concludere questo racconto, Barab comincia a combattere questi predoni e diventa poi un leader dal punto di vista diciamo della capacità mi sentite? No, sì, ecco, va e viene, e della capacità militare, quindi combatte senza risparmiarsi e fino ad arrivare a sacrificare anche quasi la sua vita, in realtà verso la fine vediamo che rischia veramente la vita. Aresh ha un'altra carriera, lui si trova in questa casa del magistrato, poi viene avviato alla carriera della legge, quindi all'avvocatura praticamente, un magistrato. Però c'è anche qui una interferenza, diciamo. Che non gliela raccontiamo, sì, però. No. È un'interferenza comunque di un personaggio femminile. Quindi c'è sempre questo amore corrisposto o non corrisposto che travalica un po' i racconti ed è un luogo, diciamo, un filo conduttore di tutta la storia. E questa è la storia che ha raccontato per rispondere alla prima storia. Un problema per tutti. Sì.
aspettiamo che venga risolto dalla bravissima Silvia, Sì. che fa le vesti del tecnico specializzato audio. Ecco, vai. Pronto? Sì, ci sei. Sì, ci siamo. Dicevo che questa è la risposta della signora, e quindi se noi andiamo a vedere il racconto è proprio la replica della signora. Naturalmente questa è una sorta di sfida a raccontarsi, no? E queste storie sono intrecciate fra di loro e i temi sono dei valori poi universali. C'è la guerra, c'è la lealtà, l'amicizia, l'eroismo, l'amore fra i fratelli, l'amore platonico che è fra la signora e il cantastorie, l'amore per la bellezza, soprattutto perché il cantastorie, quando viveva nella sua città prima che la distruggessero, faceva il poeta ed era amante di quello che era il bello, ma anche delle cose materiali. E qui c'è un episodio che secondo me vale la pena raccontare, no? Che fa cambiare mentalità, rivolgersi alla bellezza, diciamo, immateriale. Allora, lui prima di fare il poeta era da uno zio e diciamo che riparavano diciamo di mobili di pregio, no? Oppure anche proprio un falegname costruivano delle sedie particolarmente pregiate, intarsiate come si usava a quel tempo. E una volta gli capita che gli arriva una sedia con una gamba rotta, e lui guarda questa gamba e la trova insanguinata e dice: ma cos'è successo? E lo zio dice: guarda, il proprietario ha bastonato la moglie che poi è andata praticamente l'ha ammazzata, no? E quindi il cantastorie pensa che la bellezza su cui aveva lavorato su quella sedia e cui aveva espresso il massimo della sua capacità di artigiano, no? Veniva utilizzata in quel modo assurdo, no? E quindi un modo per poter diciamo, fare violenza invece che diciamo, sfruttare questa bellezza. E da quel momento lì dice: guarda, io non farò più questo mestiere, farò solo il poeta e cercherò di diffondere la bellezza interiore. Sì, allora, prima di passare a parlare dei temi, però, questi temi universali, prima di approfondire il rapporto che il testo ha con la tradizione persiana, con l'intarsi che ha, le incursioni che ha in tradizioni altre come quella coranica piuttosto che biblica, letta in chiave musulmana, se non perlomeno ebraica, insomma questa commistione totale di elementi che lui fa e che attorno ai quali gioca, prima anche di parlare dei personaggi, quali sorta di elemento chiave rappresentante un unicum e elemento determinante attraverso il quale riconoscere un valore. La cosa che mi interessava era spostare leggermente il discorso un passo indietro, coinvolgendo anche te, cioè, ok, ci hai raccontato il racconto, ci hai raccontato chi è l'autore, quello che tu hai fatto è una traduzione. E la traduzione ha una storia, la traduzione ha un significato, la traduzione ha un'anima, se vogliamo. Tantissimi grandi autori si sono confrontati con le traduzioni. Penso banalmente The Critical Artist di Oscar Wilde, lui dice che tradurre è creare, è riscrivere. Al contrario, il mio caro D'Annunzio continua a incitare il suo traduttore ad annunzieggiare di più, cioè a replicare il proprio stile anche in una lingua altra, in questo caso il francese. C'è una storia e una tradizione che corre attraverso la traduzione e che permette anche di leggere come viene tradotto un testo, cosa vuol dire tradurre un testo, cosa implica tradurre un testo, quali aspetti simbolici, a quale semiologia si fa ricorso per arrivare a tradurre un testo e cercare di interpretarlo ma non snaturarlo, dargli una vita ma rispettare la volontà autoriale. È un continuo bilanciamento tra realtà differenti. In tal senso, a prescindere dal fatto che, dettaglio curioso, apro e chiudo una parentesi, tu mi hai detto che sei rimasto colpito immediatamente addirittura dalla copertina del libro quando l'hai visto, sì, già lì era nata una scintilla, mettiamola così. Racconterò la genesi di questo e come poi è nata questa
Benissimo. Questa iniziativa di traduzione. Cosa è stato tradurre? Cosa ha voluto dire tradurre? Come hai approcciato la traduzione? Quali basi poetiche, tra virgolette, sono state il tuo spunto di partenza per arrivare a fare una traduzione che comunque è sempre un lavoro, giudizio del tutto personale, creativo? Sì, allora io intanto volevo leggervi 4 righe di cosa si intende per traduzione da un'esperta della materia che è Franca Cavagnoli, in cui ha scritto un libro, La voce del testo, l'arte e il mestiere di tradurre. Mi ha colpito qualche citazione che lei fa. Lei dice: la traduzione è in quanto esperienza riflessione, è prima di tutto un fare esperienza dell'opera da tradurre e nello stesso tempo della lingua in cui quell'opera è scritta e della cultura in cui è germinata. E subito dopo un fare esperienza della lingua madre e della propria cultura, che deve accogliere, vincendo ogni possibile resistenza, la diversità linguistica e culturale del romanzo o del racconto da tradurre. Quindi come si può mediare, dice questa autrice, tra le esigenze dell'autore, del lettore, dell'editore e anche di quel lettore-autore che ha molte responsabilità che è il traduttore. Quindi il traduttore prima di tutto è un lettore. È un lettore che deve intanto leggere bene e capire tutte le sfumature del testo che ha di fronte e porsi come mediatore tra la lingua originale e la lingua di arrivo. Quindi lui deve fare un'opera di praticamente traghettare dalla lingua originale alla lingua, quindi anche dal latino tradurre vuol dire transducere, quindi portare al di là, portare dall'altra sponda, no? Quindi portare un testo da una lingua all'altra. E quindi è necessario per un traduttore leggere, rileggere con pazienza, con cura, e è importante immedesimarsi nelle atmosfere evocate, quindi nell'evocazione della narrazione, nel tono della scrittura, della voce di vari personaggi. Quindi esistono poi 2 modi per tradurre, no? Sono anche un po' 2 scuole di pensiero, quello per cui l'autore è lasciato in pace e il lettore sperimenta nuove conoscenze. È il caso in cui non si deve tradurre sempre tutto, perché tutto non è possibile tradurre. Infatti Umberto Eco diceva nel suo libro che la traduzione è dire quasi la stessa cosa, tradurre è dire quasi la stessa, quel quasi molto importante, perché certi concetti, certe parole non si possono tradurre, però ci si può avvicinare con delle tecniche particolari. E quindi questo è il primo tipo. L'altro in cui facilita più il lettore, fa meno sforzi, non va a vedersi per esempio una parola in internet oppure un termine particolarmente diciamo astruso, no? Se è una lingua poi magari non tanto conosciuta. L'altro, l'autore va verso il lettore normalizzando il testo. Normalizzare vuol dire renderlo più scorrevole, no? In funzione della lingua di arrivo. Ecco, questi sono i 2 tipi di traduzione. Per quanto mi riguarda ho cercato di fare un po' uno un po' l'altro, no? Ho cercato di fare un po' quindi equilibrare un po' le 2 cose. Diciamo pure che il testo che ho cominciato a tradurre non era, qui parliamo della lingua inglese, quindi una lingua inglese poi di uno scrittore post-coloniale, come diceva appunto Filippo, che ha avuto una cultura, diciamo, formazione internazionale, quindi a livello culturale. E tra l'altro lui, poi vi leggerò anche qualche passo di un'intervista che gli ho fatto epistolare, perché io ho avuto dei rapporti, naturalmente non si poteva andare in India, no? E lui non poteva venire qua, e quindi però sarebbe anche piaciuto andare, no? E quindi c'è stato un rapporto epistolare in cui ci siamo detti alcune cose, no? Io ho chiesto alcune cose e l'autore mi ha risposto. Devo dire anche certe volte passavano dei mesi prima che mi rispondesse, ma non per colpa sua, poi ci scusava moltissimo di quello che i suoi ritardi, anche perché era evidentemente molto impegnato, no? Ecco. Comunque io volevo anche fare un attimino una digressione, speriamo di aver tempo, sì, su come è nata questa idea, no? Che non è solo la traduzione, ma
che cosa mi ha ispirato questo libro. Allora, vi posso raccontare che dobbiamo andare di là un po' indietro negli anni, no? Io ho fatto l'università come Filippo, mi sono laureato in lingua inglese, no? Storia, lingua e letteratura inglese, quindi il mio background sono gli autori inglesi più che americani. Poi mi sarebbe piaciuto anche approfondire la letteratura anglo-americana, ma era un'altra disciplina, un'altra laurea. Ecco, quindi mi ha sempre interessato, diciamo, lo studio della lingua inglese e anche gli scrittori. Naturalmente, parlando di scrittori indiani, no? Non parliamo di lingua americana, ma parliamo proprio di inglese, e questo me lo può Sì, ecco, oggi quindi, si parla di English. ecco, appunto. E tornando alla mia esperienza personale, diciamo che circa 10 anni fa ho fatto diciamo, una passeggiata verso la mia vecchia sede principale di Ca' Foscari e ho guardato un po' le vetrine delle librerie che sono le Ca' Foscarine, no? Si chiamano, sono 2 Ca' Foscarine, una per andare a Campo San Barnaba, non so se è presente, c'è una calletta, no? Qui vicino, e mi ha tirato un libro, adesso non ho qui, anzi ce l'avrei ma dovrei alzarmi, sì, che appunto aveva una bella copertina ammiccante, no? Con un tempio indiano nel sottofondo, nello sfondo, e poi aveva la parola tale. La parola tale vuol dire racconto. A me sono sempre piaciuti i racconti più che i romanzi. Questo è un mio limite, ma anche quello che ci tengo a dire. Ecco, io tra l'altro scrivo racconti, quindi ho cominciato a scrivere poco dopo di quando avevo avuto questo incontro con questo libro, The Storyteller's Tale, no? Quindi il racconto, io volevo tradurlo all'inizio come il racconto del narratore, ma mi sembrava non tanto corretto, quindi ci ho ripensato. Questo era un menestrello, anche se non suonava, perché i cantastorie, diciamo la tradizione per esempio italiana, avevano sempre uno strumento musicale con cui si accompagnavano, ma non sempre anche questo. Quindi lui poi si definisce poeta-narratore, e quindi mi ha diciamo, affascinato un po' questo titolo, e quindi l'ho comprato, no? E poi ho detto ma se volessi anche tradurlo, no? È un libro non molto voluminoso, no? Sono 130 pagine, anche nell'originale più o meno siamo là. E comunque io intanto l'ho letto questo libro e poi l'ho lasciato lì un po' decantare, non ho pensato subito di tradurlo, no? E poi anche perché ero impegnato col lavoro, lavorativamente, non ero in pensione quell'epoca là, quindi avevi quel vizio. Sì. E poi stavo pensando contemporaneamente anche di scrivere qualcosa di mio, no? Quindi non avevo tempo neanche di dedicarmi, quindi quando ho cominciato a farlo un po' alla volta, no? Ho detto perché, vabbè, io provo a tradurlo, poi se a qualcuno interessa potrei proporlo anche a qualche casa editrice, visto che mi sono informato, non è stato mai tradotto in italiano prima, ok? E mi sono informato presso la casa editrice La Penguin India, no? Che è la prima casa editrice che ha pubblicato il libro The Storyteller's Tale, e mi ha detto guarda che per i diritti bisogna informarsi per i diritti di traduzione, cioè il diritto di traduzione vuol dire che non si può tradurre un'altra lingua se non si comprano i diritti in pratica, no? Che non sono le royalties che sono i ricavi da vendita, i diritti di traduzione, come un po' il diritto d'autore esiste il diritto di traduzione e se lo fanno pagare questo diritto di traduzione. Quindi io comunque diciamo sono andato avanti lo stesso, ho detto va bene, intanto lo traduco perché mi piace tradurlo, mi piace sentire come viene fuori in italiano, ecco questa è la mia ragione principale. E ho detto perché no, se piace a me piacerà probabilmente anche ad altri che non conoscono l'inglese, quindi io leggo anche spesso libri in lingua originale, però non tutti, mi rendo conto, amano leggere in lingua originale, no? La fatica. È vero, c'è più fatica, come dice Filippo. Quindi io, a dirla breve, ho cominciato a tradurlo diciamo, a puntate questo libro, no?
Dopodiché avevo in mano un manoscritto, no? Che potevo farne quello che volevo, perché che cosa ho fatto? Ho provato naturalmente come se fosse anche una mia produzione a contattare qualche casa editrice. Allora non voglio entrare un po' in un argomento un po', diciamo, spinoso, come dice, no? No, definiamolo pure spinoso. Che è quello dei rapporti fra autori, case editrici, distributori e compagnia bella, e poi anche librerie alla fine. Insomma, ognuno vuole tirare l'acqua al proprio mulino, naturalmente, no? Allora, l'autore, che dovrebbe essere il principale, no, soggetto di questo tipo di sistema, molto spesso viene considerato alla fine, cioè viene considerato come diciamo qualcosa che viene dopo, no? Invece di venire prima, quindi tutto il lavoro che fa l'autore poi non viene considerato dal punto di vista come dovrebbe essere considerato, insomma. Comunque è un discorso anche di economico, eccetera, eccetera, no? Comunque, fatto sta che io ho contattato qualche casa editrice, e o mi rispondevano che loro avevano i loro traduttori e quindi avevano la cerchia di persone che erano in grado di tradurre, e poi questo autore risultava anche poco conosciuto e comunque poco appetibile secondo loro. Poi in qualche caso invece hanno contattato direttamente l'autore, con lui ho cominciato ad avere un rapporto epistolare, gli ho chiesto: guarda, questo libro ti piacerebbe che fosse tradotto in italiano? Come no? Dice, mi piacerebbe come che fosse, anche perché i diritti di traduzione sono stati venduti già in Francia, in Germania e in Spagna, e anche in Ungheria recentemente, no? Quindi è stato tradotto in 4 lingue, è stato anche venduto in questi paesi. Perché no fare in Italia? Guarda, allora fammi scrivere da qualche casa editrice e poi io gli spiego. Hanno scritto, evidentemente non si sono trovati d'accordo dal punto di vista economico, è sempre lì il discorso, vero Filippo? Esatto. E è andato a finire che tutto si è fermato. Io mi sono fermato, sono passati qualche anno, no? E nel frattempo mi sono impegnato su quello che ho pubblicato, altri 3 libri miei, per esempio, no? Di cui 2 l'ho presentati qua, uno l'anno scorso, e arriviamo al 2022. Cosa è successo nel frattempo? Ho pubblicato un libro mio per bambini, è la mia prima pubblicazione che ho fatto in self-publishing, quindi autopubblicazione. Come? Dove? Pensate un po' in quello che è più diffuso oggi, che è Amazon. Amazon non consentiva all'epoca del 2000 quando è uscito il 2009, è uscito il libro originale, non c'era questa possibilità se non pubblicare ebook, solo ebook, ma non libri cartacei. Questa possibilità è venuta fuori dal 2019-2020, mi pare, se non vado errato. Quindi ho pensato, ma perché non autopubblicarlo? Ma si può fare, perché dovrei avere l'autorizzazione da parte dell'autore, è lui che ha i diritti di autore sul testo originale, perché se è vero che il traduttore diventa autore se stesso e ha i suoi diritti di autore, che sono quelli tramandati con l'inizio della traduzione, deve avere però l'ok dallo scrittore. Quindi io ho scritto dopo tanto tempo di nuovo all'autore e gli ho prospettato questa iniziativa. Guarda, c'è la possibilità io ho la traduzione già pronta, bypassiamo il discorso dei diritti di traduzione, io ti faccio il testo e dopodiché ci mettiamo d'accordo eventualmente sulle royalties. Vabbè, ci mettiamo d'accordo, insomma, no, è un modo un po' eufemistico, ma lui ha accettato molto volentieri questa soluzione, no? Mi ha detto sì, ok, fai tu, io ho fatto tutto io, perché oltre alla traduzione l'ho impaginato, ho fatto la copertina, bella o brutta è questa, ok? Non ho chiesto neanche qualcuno un grafico, e insomma è venuto fuori una cosa decente, mi pare, no? Quindi anche grazie all'esperienza che avevo dai libri che avevo pubblicato io, sempre in Amazon. E l'ho messo in Amazon ed è rimasto lì fino ad oggi, perché la brava Silvia non mi ha dato la possibilità di pubblicare, ma non è colpa sua,
Solo perché è troppo famosa e troppa gente si rivolge a lei, ma giustamente perché trova un servizio ottimo, no, una pubblicità eccezionale in questo ambiente, e quindi ho dovuto fare lista d'attesa. Ne sa qualcosa anche Filippo, immagino. Sì, passiamo da fuori a dentro, nel senso che, ok, il libro, apro e chiudo la parentesi, io nei miei contratti il diritto di traduzione lo metto sempre. Comunque, chiusa parentesi, quindi io ti avrei chiesto il diritto di traduzione. Chiuso il discorso. Passando da fuori al dentro, il libro, come dicevi, è ambientato sostanzialmente in India, un'India reale, un'India inventata, luoghi riconoscibili, identificabili, luoghi che non trovano un riscontro sulla cartina geografica, ma come qualsiasi opera letteraria. È come, ci ricordiamo tutti lo scalpore che fece il Codice da Vinci di Dan Brown, che lo presero per vero, era chiaramente novo, è un romanzo, cioè, quindi l'autore sì, si basa sulla propria esperienza, sul proprio vissuto, sulla propria conoscenza, sulla cartina geografica, quell'oggetto a me misterioso. Al contempo crea anche dei luoghi, crea dei personaggi, crea dei nomi che non hanno nulla a che vedere con quei luoghi, perché effettivamente alcuni nomi sono più che altro un'ispirazione, più che una traslitterazione di quello che potrebbe essere una reale conoscenza di un nome di una persona del luogo. In questo contesto, a cavallo, al confine tra realtà e finzione che in qualsiasi romanzo esiste, in questo contesto inserisce temi universali, ma anche temi che derivano da quello che è il suo vissuto, da quello che è l'esperienza, da quello che è il filone nel quale si innesta, quello per l'appunto cantastorie, tutta la tradizione persiana dei cantastorie, che rimanda a testi più o meno famosi, dalla Mille e una notte a Leila e via dicendo. Quindi si innesta in un filone aggiungendo una serie di tematiche universali che sono trasversali a culture differenti, inserendo la cultura occidentale, inserendo elementi, stilemi che appartengono ad altre realtà, creando sostanzialmente un unicum eterogeneo, permettetemi la cacofonia, permettetemi l'ossimoro, un unicum eterogeneo di elementi e di temi che spaziano su dettagli più o meno conosciuti. Si pensi ad esempio al discorso che facevi tu prima dei due fratelli. I due fratelli sono una delle classiche rappresentazioni di doppelganger, come si conosceva nel tardo Ottocento, di scomposizione dell'io, quello tutto buono, quello tutto cattivo, quello bello, quello brutto, quello debole, quello forte. Ci sono migliaia, Jekyll e Hyde è l'esempio più eclatante che mi viene in mente, la scomposizione dell'io è di debole e forte. Debole e forte, ma bello e brutto, anche. Sì, anche bello e brutto, quello che è successo con le donne e quello che invece non ce la fa. Sì. Insomma, ci sono parecchi elementi di scomposizione dell'io in questi due personaggi, che comunque è una tematica che attraversa tutta la letteratura occidentale più che altro, soprattutto nei momenti di crisi, soprattutto nei momenti di rottura e di crisi. In questo caso siamo di fronte al sacco di Delhi, perciò più rottura di quello, più crisi di quello ci sta. Anche la stessa assenza del nome del protagonista è un dato che trova riscontro nella novellistica persiana. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che rimandano a un nucleo completamente eterogeneo di stilemi. Quindi, passando alla domanda, luoghi, nomi, temi, cosa ci dici? Allora, sì, sui luoghi è presto detto, perché l'India è un paese molto articolato, molto diversificato sia geograficamente e anche culturalmente. Pensate che ci sono ben 127 lingue parlate in India, di cui la lingua principale è l'Hindi. Poi ci sono lingue, di ogni stato avrebbe una lingua ufficiale. Lo stato in cui abita Omar Ahmad, si dice Ahmad, è uno stato Uttar Pradesh e la lingua è Urdu. L'Urdu è simile, diciamo, grammaticalmente all'Hindi, però ha delle, dal punto di vista, diciamo, anche come si dice,
viene parlata insomma in modo diverso, ecco. Ed è la seconda lingua che utilizza oltre l'inglese lo stesso autore. Io però direi che io ho portato una specie di intervista, visto che l'autore non era disponibile direttamente, gli ho fatto un'intervista da remoto, diciamo, no? E gli ho chiesto alcune cose, ed è recente, perché a giugno, per esempio, io gli dico: guarda, il prossimo novembre presenterò la prima novella da me tradotta in occasione di un festival letterario locale, ti invierò la notizia e poi gli invierò anche magari qualche foto, e sarebbe molto gentile da parte tua se potessi aggiungere e raccontarmi qualche altro dettaglio a riguardo, ad esempio come scegli i nomi dei personaggi. Vedi che ti avevo anticipato su questa cosa già a giugno, quindi non ci conoscevamo ancora. Altri personaggi delle tue storie, cioè Taka, Wara, Ares e Bara, perché sono i 4 nomi presenti nei 2 racconti principali, il racconto delle cantastorie e la risposta della signora, e alcuni suggerimenti di quanto le stesse storie fossero state influenzate dal background culturale indiano, come diceva Filippo, no? Prima. Lui mi risponde sui nomi storyteller. Questa è una domanda difficile, lui dice già che è difficile, per la quale non ho risposte facili. Questo lo traduco proprio quello che dice lui. Raramente scelgo nomi con qualche accortezza, più semplicemente ciò che suona bene, e questo la dice lunga, no? Ognuna delle storie è stata scritta in un giorno, pensate, no? Nell'arco di poche settimane, con poca pianificazione, semplicemente ricordando storie che mi erano rimaste impresse nella testa o nel cuore. Non c'era un contesto storico nella prima bozza, poi l'ha aggiunto poi, no? Motivo per cui i nomi dei personaggi nella storia interna non seguono alcuna logica culturale, in quanto non sono nomi di lingua dell'Asia meridionale o europee, anche se in seguito ho appreso che Taka è spesso un nome giapponese, pensate un po'. Sui motivi di quanto siano influenzati dall'ambiente c'è una storia del Pancatantra, che è praticamente un libro di favole, il più antico libro di favole indiane, una delle classiche serie di racconti che avevano continuato a influenzare le Mille e una notte, a sua volta influenza le Mille e una notte, no? In cui la persona adotta un animale selvatico ed è il principale protagonista della prima storia, di quella donna che è fuggita nella foresta insieme a suo figlio e adotta il lupo, che però nell'India di solito è un elefante e non è un lupo, no? E poi non c'è poi un aspetto tragico che non vi dico come va a finire, no? come nella storia del cantastorie. E quindi c'è un'interfaccia con il selvaggio che è molto importante, no? E in questo senso c'è qualcosa che non capiamo, qualcosa che è un confine tra spazio civilizzato e lo spazio selvaggio. Questo è importante soprattutto in un paese in cui accanto a grandi città moderne anche adesso esistono delle realtà molto diverse, no? Anche sì, esatto. Penso che sia centrale per queste storie il fatto di quanto sia difficile immaginare cosa sta succedendo oltre i confini, quanto sia necessario parlare delle nostre storie in modo che possiamo capirci l'un l'altro. Quindi poi dice che c'è anche un discorso di aspetto morale, no? Certe storie hanno un fine di dare un aspetto morale, quindi un insegnamento morale, no? Alla fine. Però quello che l'ha colpito di più è la bellezza. La bellezza è più potente della moralità nei suoi racconti, pensate un po', perché la bellezza può vincere sia su chi ha tradito, perché ci sarà un racconto in cui c'è un tradimento o c'è una vendetta, no? Dovuta alla troppa bellezza, e questo è il racconto che fa praticamente la signora, no? Qui in uno dei 2 fratelli, Ares, era talmente bello che lui va presso il magistrato e la moglie del magistrato si invaghisce di lui, gli fa una proposta, no? Che lui però non accetta. Per vendetta lo fa imprigionare e quindi va a finire che lui poi... La morale è mai rifiutare le proposte? Per esempio. Però, quindi vedi, ci sono dei valori comunque che lui, ovviamente sono valori universali, no? E che vanno al di là poi delle battute che ama fare anche Filippo. E quindi è una condotta radicale che viene esplicitata. E lui dice che presumo che gli insegnanti religiosi, lui è poi laico, avete capito, no? Lui pur essendo diciamo musulmano
diciamo che di mentalità laica anche dovuto poi alla sua preparazione culturale, no? Gli insegnanti religiosi vanno alle loro spiegazioni per queste storie, ma ne sono sempre stato colpito. Poi dice: qualcuno ha letto la mia traduzione del tuo libro e ha notato, questo è recente, che il narratore non ha un nome e dice che è una persona senza nome e senza identità. Non faccio nomi su questo. Cosa può rispondere a questa affermazione? E lui mi ha risposto. Dice: "This is part of the challenge of translation". Cosa dice? Questo fa parte della sfida della traduzione. Però questo lo dice all'inizio. Il personaggio è basato, e questo è un colpo di scena, no? Sul grande poeta urdu Mir Taqi Mir. Se andiamo a vedere questo poeta, è un grande poeta effettivamente, che ha gli stessi valori che poi esprime, per la maggior parte almeno, il cantastorie nei suoi racconti. E sarebbe ovvio per coloro che conoscono la sua storia, ma forse c'è un motivo naturale per il quale il narratore è senza nome in questo particolare lavoro. Attingo molto fortemente alle tradizioni di nuovo del Panchatantra e dell'Alf Laila, wa Laila, 1001 notte, come si diceva prima, i cui narratori originali erano molti e rimangono senza nome. Quindi ribadiamo il discorso che è stato già detto. Il punto è che le storie sono quello che noi facciamo di loro. Cosa facciamo noi di loro? È il lettore che poi deve anche contribuire alla motivazione delle storie. È così che vivono, farle vivere. Leggendole si fanno vivere le storie. Far sì che ne parli solo l'autore le uccide le storie. Quindi le storie devono essere, si deve parlare delle storie quando si leggono le storie e possono essere lette da persone che hanno, diciamo, culture diverse, provengono da paesi diversi, tanto è vero che è stato tradotto anche in altre lingue, e ognuno, diciamo, porta la sua esperienza personale, la sua cultura personale. Quindi è un discorso globale che fa lui, no? Un discorso globale. Ultima domanda, just a last question. What language do you usually speak in your family? Capite cosa ho detto, no? Che lingua parli a casa? Con la famiglia? Risposta molto breve. Un misto tra urdu e inglese. Quindi come noi parliamo in veneziano e l'italiano, lui parla in due lingue. Ma è normale in India, penso, questa cosa, no? Anche forse in 3 lingue parlano. Perché appunto c'è questo misto, questo miscuglio di culture linguistico, 127 lingue pensate voi, no? Che è difficile trovare una lingua unica. Ci avevano pensato gli inglesi nella loro denominazione a normalizzare tutto e ci sono riusciti per quanto riguarda certe classi sociali, quelli che potevano permettersi poi di studiarlo l'inglese e di avere delle scuole, no, a livello che li potessero, e questo potrebbe dire qualcosa anche Filippo. Sì, questo è vero all'epoca. Oggi si parla apertamente di inglesi, cioè tutto lo studio della lingua inglese oggi, ho avuto la fortuna di stare a dei convegni di British Council ultimamente e via dicendo, si parla apertamente di Englishes, cioè un plurale, non è più inglese, sono inglesi, perché si sono sviluppati in dati contesti. Chiaro che all'epoca della colonizzazione l'inglese che è stato impostato è quello britannico, difatti basti parlare con qualcuno di una certa età proveniente da certe aree geografiche, chiudono qualsiasi frase dicendo sir, tipico modo di omaggiare la persona con la quale si stanno relazionando. Senza andare avanti su questo aspetto, io vorrei invece, so che tu ci tenevi anche a fare qualche lettura, quindi ti passo il microfono, anche perché io non ci vedrei, ormai è un ricordo alla vista. Ha inventato una grande invenzione che sono questi, Ma devo ancora saperlo. Spectacles. Vabbè. Allora, dicevo prima che il libro è fatto di diverse parti. C'è una prefazione che ha fatto l'autore, e è stato gentile, che l'ha scritta per me. L'introduzione che ho fatto io, c'è il prologo, che è una paginetta, e dal prologo vi leggo un attimino che cosa c'è. Allora, avevano distrutto la sua casa. Gli uomini di Ahmad Shah Abdali avevano devastato l'intera città di Delhi e la sua casa era soltanto una piccola casa. Sarebbe stato difficile per gli scatenati afghani accorgersi di quella distruzione in quella furia di saccheggio e di ricerca di bottino. Non era una grande casa,
Solo la fama della poesia del proprietario aveva condotto nobili e ricchi alla sua porta. Erano stati generosi di lodi e spilorci nell'aprire la borsa. Questo aveva significato vivere di un magro guadagno, quello di un mendicante o di un poeta, o quello di un poeta mendicante. Ma la sua dimora gli aveva almeno riparato la testa dalla pioggia e la schiena dal sole. Ora non possedeva nulla, o meglio, aveva solo la sua libertà. Ciò dipendeva da come si considerava la cosa, così supponeva. Ecco, quindi la libertà è la cosa principale che lui possiede. Il più grande valore che lui possiede è la libertà, e la esprime anche nei racconti che farà e anche nel suo modo di concepire la vita, no? Poi vediamo un attimino anche sul carattere, continuiamo sul carattere del cantastorie. Avere un proprio orgoglio era una cosa stupida per un poeta, per un cantastorie. Dopotutto, da chi avrebbe dovuto ricevere ricchezze un artista se non dei ricchi? E chi se non il ricco poteva dare valore alla bellezza? Egli non era una scelta che poteva cantare i suoi versi un santuario, confidando nella grazia di Dio o sulle piccole offerte di migliaia di mani sudice che potessero sfamarlo. E tuttavia non era mai stato capace di liberarsi del suo orgoglio, della sua sfiducia, della sua incapacità di inchinarsi. Quindi lui preferiva essere povero piuttosto che inchinarsi davanti ai ricchi, no? E quindi è un orgoglio nel suo carattere. Cosa succede? Che lui si trova a fuggire, come si diceva prima, dalla sua città, e nel suo vagabondaggio incontra un gruppo di mercanti di asini, no? A cui si associa per fare una parte del suo percorso. Però questi mercanti gli chiedono continuamente di raccontare delle storie, ma lui vede che sono persone di basso livello e quindi non si trova assolutamente d'accordo sul rimanere con loro. Quindi cosa fa? Durante la notte fugge con un cavallo che lui ruba a questi mercanti, non l'asino ma il cavallo per correre più forte. Poi si vedrà che sarà un ronzino, un cavallo un po' messo male, no? Sì. E quindi arriva poi a questa grande tenuta, a questa dimora sfarzosa, l'Aveli. Il cantastorie restava ad osservare l'Aveli, incerto su cosa fare, quando vide apparire all'improvviso una figura che si dirigeva verso le scuderie. Nonostante la distanza che li separava, poteva indovinare che era una donna e che era bella. La decisione fu così presa, e non rappresentava ciò l'essenza di tutto l'amore, l'intera storia dell'amore? Qualcosa che ti prende di sorpresa, qualcosa che viene scorto distante e tuttavia riconosciuto subito e chiaramente, qualcosa che vi spaventa per tutta la vita e tuttavia quando vi trovate faccia a faccia desiderate raggiungere a braccia aperte? E non è questa la storia della follia e il suo culmine? Gli sciocchi che vedono i miraggi nel deserto e si convincono che sono reali, che si innamorano di idee e illusioni, offrono loro tutta l'anima e incolpano la realtà quando si intromette? Ma nessuno vedeva o udiva i pensieri del cantastorie. Erano come il vento sulla pianura sconfinata, che non offre né sollievo né saggezza. In quel momento i tre uomini del seguito corsero fuori a scortare la donna che si stava avviando alle stalle, mentre il cantastorie era già salito in groppa del suo spaventato cavallo, spronandolo giù per la discesa verso l'Aveli. Quindi il primo incontro vede da lontano questa signora affascinante e lui ne rimane subito colpito, ma anche la donna, si vedrà poi un altro passo, rimane colpita da questo personaggio così apparentemente insignificante, no? Malmesso, aveva degli abiti logori, no? Eppure lo accoglie perché aveva intuito che c'era qualcosa in lui di diverso dalle persone che normalmente la circondavano. Questo io ho capito dal punto di vista psicologico. La descrizione della signora, ancora poche righe. Le parole ripulirono lo spazio circostante, lasciando un silenzio al loro nascere, una nuova realtà, un nuovo mondo dove non era sconveniente per lui fissare direttamente alla signora, e in quei momenti egli beve della sua bellezza. Sembrava che ella avesse il dominio sul colore nero, la scura ricchezza della sua chioma ne circondava il viso, e allo stesso modo il trucco ne rimarcava gli occhi. Il suo profilo, spigoloso come un rasoio, sembrava tagliare il vento attorno a lei, facendolo sanguinare, e chiedere clemenza. Per un attimo l'immagine rimase sospesa,
Poi lei mosse le palpebre e le lunghe ciglia che gli nascosero gli occhi. Ecco, questi sono dei brani che ce ne sono altri che mi hanno colpito e che dicono un po' qual è la tematica d'amore, la bellezza, il coraggio, l'amicizia, la lealtà, no? Questi sono valori universali che lui vuole far vedere e raccontare in questo libro. E ha citato poi Aristotele alla fine, dice, anzi all'inizio del libro: l'uomo è un animale sociale e un uomo solo, senza società, è un dio o un mostro. Anche lo stesso Cantastorie aveva bisogno di qualcuno che ascoltasse le sue storie. Ok, prima della possibile chiusura, domande? Qualcuno vuole un approfondimento? Nessuno? Vuol dire che Ok, hanno capito tutto. vuoi chiudere tu con un ultimo passaggio, Paolo? Sì, ci sono altri passaggi che... Scegliene uno e chiudiamo con Sì, quello sì. che mi sa che abbiamo già sforato Sì. abbondantemente. Sì, beh, Stiamo creando un'ulteriore parte del... La Silvia ci lascia ancora un po'. Allora, c'è un passaggio proprio alla fine, perché questo libro di racconti ha un prologo, come avete già sentito, e un epilogo, no? Nell'epilogo sono anni che passano dall'incontro che ha avuto il Cantastorie con l'Aveli. Lui ha avuto altre esperienze, è andato anche in un'altra città, è andato a Lucknow, che è la capitale dell'Uttar Pradesh, era la sua meta che voleva raggiungere nel suo viaggio di fuga verso da Delhi. E che cosa succede? Che dopo molto tempo gli viene a trovare una persona, gli viene a trovare un giovane e scopre che è il figlio della signora. L'ha raggiunto per portargli un messaggio. E il messaggio è che lui ha avuto un insegnamento da parte di sua madre e lei ha avuto lo stesso in cambio un altro insegnamento, quindi c'è stato un rapporto d'amore platonico, tra virgolette, no? Che però ha portato a avere in comune dei valori che non conoscevano neanche di avere. E poi c'è il tema della partenza, no? Di lasciarsi. E dice: è solo dopo essere partiti che si scopre che la città che ti circondava è cambiata e le sue strade conducono ora verso destinazioni diverse. Dopo la fine dell'amore c'è il non amore. Quando si è coinvolti nella ricerca senza fine di tutte quelle cose da portare via e qualcosa da scattare. Quando si lotta contro le nuove strade e si prova inutilmente a tornare dove si era prima. Esiste comunque un'altra scelta. La metà di una storia d'amore è la sua scoperta non appena te lo butti dietro di te. E con questa scoperta nasce la consapevolezza che il tuo stesso viaggio è ancora incompleto. Le mappe sono cambiate, i continenti si sono spostati, gli orizzonti non sono quelli che ti ricordi. Tuttavia la strada è sempre aperta e c'è molto da vedere, ma solo se hai il coraggio di capire che il primo passo è sempre una partenza. E questo dice un po' la filosofia. Se non ci sono altre domande possiamo anche... Ecco, passo la parola a Silvia. Siete stati assolutamente esaustivi, quindi per quello noi non vi facciamo altre domande, abbiamo sviscerato... Ho parlato anche troppo. No, ho parlato anche troppo? No, perché ci sarebbe sempre da approfondire e sviscerare ulteriormente queste storie dentro la storia, quindi veramente ci sarebbe da parlare tanto. Questa sera abbiamo affrontato anche per la prima volta, forse nella storia del festival, proprio il discorso sulla traduzione, anche sui diritti, cioè tante cose che molti di noi forse non sapevano. Questa sera invece le abbiamo conosciute attraverso la tua presentazione, Paolo, quindi hai dato un valore aggiunto al nostro festival. Lo sai che io sono, come dicevi prima,
aperta forse più di altre situazioni a ricevere e a presentare libri che magari in altre location non sono accolti o non sono valorizzati nella giusta maniera. Per fortuna qui siamo indipendenti e... Forse perché non li conoscono, forse perché appunto non li conoscono. Allora speriamo... Il problema è quello di far conoscere altre culture, altri modi di scrivere. Allora speriamo noi di aver dato questa sera un'imbeccata, una prima panoramica a questa presentazione e che il libro abbia effettivamente il successo che merita, perché è veramente una bella opera, un gioiellino di racconto. Ecco, il libro è presente già in internet da un anno su Amazon, quindi chi vuole può, se vuole, acquistarlo lì, oppure ci sono delle copie qui già, se qualcuno è interessato. Esattamente, abbiamo delle copie disponibili qui per chi volesse acquistarle ed approfittare della presenza dell'autore per farsele ovviamente autografare e dedicare. Sì, Paolo ci tiene a questa cosa, ma è giusto che ci tenga perché ha lavorato tanto a questo libro, che ricordiamo è il primo libro di Omair Ahmad tradotto in lingua italiana, presentato stasera qui a Mestre, quindi precisiamolo perché è la primissima volta. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito qui in sala e grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito anche da casa. Grazie a Mestre Mia per la collaborazione. Io vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, il 22 novembre, con Sonia De Lazzari, che presenterà il suo libro Conoscerò Marc. Vi lascio immaginare di quale Marc parleremo, non ve lo dico adesso. Serata speciale con interventi di musica live, quindi impossibile mancare mercoledì prossimo. Arrivederci a tutti e buona serata. Grazie Filippo, grazie Paolo.